Cari amici, buongiorno a tutti. Voglio tornare a parlarvi qualche minuto di un tema assolutamente centrale, perché è il cuore del dibattito di questi giorni, dove di fatto il governo e gran parte degli ex sovranisti hanno assunto quelle che io chiamo posizioni altro-europeiste. Cioè ci dicono che vogliono la modifica radicale dei trattati e in particolare, questo poi è il punto centrale che viene più volte ripetuto in particolare da Paolo Savona, modificare la banca centrale, creando una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza, ovvero una banca centrale che crea dal nulla i soldi, come fa oggi la Banca Centrale Europea, ma che non ha quel divieto che oggi esiste nei trattati di dare facilitazioni creditizie agli stati e quindi in sostanza di finanziare le spese pubbliche delle nazioni. Allora, questo apparentemente significa andare verso un'Europa appunto più solidale che ci farà stare tutti meglio. Ma quali sono i contro di queste posizioni? Sono due contro assolutamente basilari. Il primo è una questione pratica, reale, concreta sulla stessa esistenza della nazione italiana. Cioè se noi modifichiamo la banca centrale e la rendiamo una prestatrice illimitata di ultima istanza, l'euro diventa irreversibile per davvero. A questo punto si va chiaramente nell'unione politica. Quindi l'Italia cessa di esistere come Stato e nascono gli Stati Uniti d'Europa. Questo è contrario all'articolo 139 della Costituzione, in cui la forma repubblicana viene ovviamente definita come immutabile, per cui non è possibile chiaramente cancellare l'Italia come Stato sovrano e indipendente, e questo è un primo dato, ma anche dal punto di vista pratico, cioè se anche volessimo ragionare sul fatto che noi andremo a stare meglio un domani in queste condizioni, che può anche essere vero, dobbiamo considerare che non saremo più padroni a casa nostra. È quasi paradossale che un partito come la Lega Nord faccia proprie queste posizioni, un partito che ha fatto del federalismo la sua bandiera, un partito che voleva che addirittura le singole regioni o i singoli comuni potessero comandarsi e autodeterminarsi. Se noi cediamo ovviamente sovranità definitivamente a Bruxelles, è pur vero che ci sarà un Parlamento europeo, ma nel Parlamento europeo le decisioni che riguardano l'Italia saranno prese dibattendo a maggioranza con i popoli degli altri stati, quindi subiremo decisioni che arrivano da Bruxelles in Italia. Per cui qualcosa che dobbiamo fare ad esempio in Sicilia passerà dalle decisioni del Parlamento europeo in cui voteranno tedeschi, francesi e tutti gli altri. Insomma, a me, a prescindere da tutto, a prescindere dal divieto costituzionale che sta a monte, questa situazione non mi sembrerebbe ideale. Ma non è finita qui, attenzione, perché non è questo il punto a cui vogliono arrivare. Cioè, se fosse questa, avremmo quantomeno la certezza che pur cedendo sovranità, fatti illecito e su cui io sono in totale disaccordo, magari effettivamente il popolo potrebbe stare un filo meglio, benché appunto poi voglio vedere come terremo insieme popoli diversi nei decenni successivi. Insomma, normalmente queste unioni forzate di popoli diversi hanno sempre portato al disastro. Ma al netto di questo, la soluzione che realmente ci sta proponendo il governo è diversa. Cioè quella che viene messa in agenda è la modifica dei trattati, chiaramente, il potenziamento del Parlamento europeo, la creazione della cittadinanza europea, quindi degli Stati Uniti d'Europa, la modifica chiaramente della banca centrale che diventa prestatrice illimitata, ma una banca centrale che non sarà sotto il controllo pubblico, non sarà sotto il controllo del Parlamento. L'articolo 130 TFUE, quello che sancisce la teoria, la dottrina della banca centrale indipendente, non viene minimamente toccato. Trovatemi un altro europeista che va in televisione che ricorda che il punto centrale è una banca centrale sotto il controllo pubblico, cioè è la democrazia che ti dice dove e quando devi mettere i soldi che crei dal nulla. Quindi se la banca centrale va sotto il controllo democratico, è il Parlamento europeo un domani a decidere in quali attività vuole mettere i propri soldi. Quindi decidere cosa vuole finanziare, se vuole aumentare le pensioni, se vuole costruire un ponte, se vuole riparare le infrastrutture, saranno la democrazia a decidere. Quindi in definitiva saremo noi a decidere, con il nostro voto mandiamo chi sposa determinate tesi, a quel punto la banca centrale dovrà solo obbedire, non potrà dire no allo Stato, la banca centrale dovrà fare quello che dice lo Stato e quindi intervenire dove vuole la popolazione. Ma non è questo che vogliono. La dottrina della banca centrale indipendente non è contestata, ovvero rimarrà una banca centrale che non può neppure prendere consigli dai parlamenti e in questo caso non potrà più prendere consiglio neppure dal Parlamento europeo come avviene oggi, perché oggi questo dice l'articolo 130 TFUE. Allora cosa succede, signori miei? L'austerità è stata un mezzo per ottenere le cessioni di sovranità, l'hanno dichiarato Mario Monti, Prodi, no? Un bel giorno Prodi diceva verrà una crisi, a quel punto faremo i passi avanti verso l'unione politica, Monti, le crisi e le gravi crisi sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità nazionale, sono sempre stati assolutamente chiari su questo. Quindi i vincoli dell'austerità non erano il fine,
chiaramente, ma un mezzo per obbligarci alle ultime cessioni. Fatte le ultime cessioni, ragazzi, la questione della banca centrale indipendente è fondativa e fondante, perché è la differenza tra creare una dittatura o una democrazia, perché se la banca centrale è indipendente, risponde soltanto al potere economico e finanziario, non importa chi fa le leggi, il Parlamento tanto è nullo, perché tanto se non ci sono le coperture della banca centrale, la banca centrale decide cosa coprire, il Parlamento non legifera nulla, è la banca centrale che controlla l'Europa. Cioè quello che stanno proponendo gli altri europeisti è una dittatura, sono gli Stati Uniti d'Europa per la finanza, non bevetevi le balle della solidarietà e quant'altro. Ci stanno letteralmente mettendo nella gabbia. Quindi quando sentite un altro europeista che è convinto e pagano queste posizioni no integrazione, ormai è un mantra che ci hanno tirato fuori, è chiaro che molti sono fossilizzati su queste posizioni, fategli sempre la domanda chiave: ma tu la banca centrale europea come la vorresti? Vorresti una banca centrale dipendente dal Parlamento e quindi sotto controllo pubblico, una banca centrale indipendente che decide lei stessa e solo lei dove e quando darti i soldi? Perché questa è la sostanziale differenza. Ricordo Rothschild, che è una famosa citazione, ci diceva: non mi interessa chi fa le leggi, datemi il controllo della moneta e sarò io a comandare il mondo. Forse le parole non sono esatte, ma il senso è esattamente questo. Attenzione, l'obiettivo finale della grande finanza era spazzare via le costituzioni democratiche e gli stati perché erano un ostacolo al loro potere. A questo punto si va avanti, l'obiettivo finale, lo sappiamo bene, è la moneta unica mondiale, quindi il dominio di fatto di pochi poteri economici e finanziari. Questo disegno è semplicemente folle perché, come sempre, i tentativi imperialisti nella storia sono destinati a fallire, ma il problema è che falliscono sempre con una guerra e questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Quindi sveglia, criticità, capacità di fare domande, attenzione a non farci fregare. La banca centrale prestatrice illimitata indipendente dalla politica è la codificazione di una dittatura. Un caro saluto.